buonasera. Sto continuando a intervistare il poeta improvvisatore, abbiamo cominciato già dai vari tempi, tutto sicchio. Abbiamo intervistato Peppino Donaera, Bruno Agus, Salvatore Scanu, Baro Relato e Casero a Facamie Becche Nicola Farina de Orgosolo, è nato nel 1969, ha creato 20 anni di carriera buona, so bene. Fino al debut, È cominciato dai primi due anni. Ecco, infatti ti queria preguntare del suo esordio. L'esordio mio ho cominciato a piccare a sa finale, qualche dovinetta, qualche batturinetta, fino a che hanno cominciato a fare questa garettetta completa. Là. Adesso sono 96, 97, là. E non è ancora se museo, magari chi salgare non si viene a Fiume, ne Naramos e comunque. Ti queria preguntare, in famiglia tua, ha saputo un esempio poetico? Babbo canta io, Babbo canta io? Babbo canta io, si capita io in baracca, in Tesinaro canta io, e si fa che è sottati che è da pure, a Sughina Raia, devo la pente su pago cantende, già la poco conosciuto, però cantende non la pente su pago, là. Ai cucca, ma non è nato che in Barbaggia una tradizione più via, vero? E in Barbaggia ancora il 70% di Salbiglia la fa questa garettetta. Adesso è una sanno, però a festa patronale, a festa Mazzoli la fa. La fa in medalloso. Poi qualcuno che la brinca, qualche idda, ma poi sanno pure la torna a fare. Però gli ha bisogno chi la fa ogni anno e non manca, là come ti stimbidda, su sedi di Augusto sempre adatta a vista. Beh, sempre. Un'ultima pregunta ti lascio che devi cantare, fra pago. Ti queria preguntare, questo tempo venidore, tu sei ottimista? Ma io sono speranzoso che questa cosa si deve andare da innanzi, certo. Questo discorso è sempre salimba, chissà cosa, sono giovane, sempre fare bene in italiano, chi si allontana proprio dalla realtà delle sarde, dalla cultura sarda, quando si perde salimba, questo discorso è scorso. Però fino al lamento da ora, che si aggarra fino a morire, certo, ogni anno qualcuno si cade ad andare, ogni anno, però ancora nel piccolo, ancora marcende, ma ancora marcia lenta. Insomma, si spera e via ancora. Si spera il via e pare che abbia dato, insomma, però da casa non possiamo narrare, che è sempre un mistero, sempre un mistero. Però certo che incoraggiata a venire da Solmanno a questa viziocalla, a lo invogliare sia da fare e sia ad ascoltare, che se non ascoltano non imparano, non leano manco su filo, si affacciano un secondo, intendono a mia, intendono a Sattiro cantende, poi si andano e non leano su filo. È come te esesti in televisione, vedono un film in Aram. Sì. L'argomento, la regione, lo devono seguire, lo devono bicchiere questa cultura. Bicchiere di ciò. Va bene. E la pazienza bicchiere da ascoltare. Ascoltare una gara di poesia non è né a ballare né a fare il brinco. È una cosa culturalmente impegnativa, che sa pazienza di ascoltare. E sa passione. Se uno ha sa pazienza, se ha passione, ma a volte se tiene sa pazienza, può andare fino a sa passione ascoltando. Su un sorre, se mai vi ascolta da un preso. Beh, io ringrazio Nicola Farina, me da gentile. Grazie a voi. E poniamo a Nicola Vuru l'archivio di sa memoria e se va a tenere per il poeta improvvisatore. Grazie, mi intendo onorato e buon ringrazio a Vito, dai. Grazie, ciao e buon lavoro. Grazie. Usini sa nostra conoscenza. Oramai da ora
cambiata e proviva così essa potenzia sempre mia albi lui incumbatta contentuso ed essa preferenzia proghi di vescia si essa piatta e mancarinza piatta differente dai coro di saluto carazente